Sono rimasto ovviamente basito, perché mai mi sarei aspettato un nostro concittadino. Non è uno che abbia vita sociale, che sia conosciuto in piazza. C'è stupore innanzitutto nelle parole del sindaco Diego Zanchetta, il nuovo indagato tra gli 11 dell'inchiesta Una Bomber bis, riaperta e condotta dalla Procura della Repubblica di Trieste, è un 60enne originario della Sardegna, residente a Gaiarine dai primi anni 90. La sua casa si trova in aperta campagna tra i filari di vite, poco distante il confine con il Friuli Venezia Giulia, nella zona epicentro delle esplosioni che tanta paura, dolore e apprensione crearono tra il 1994 e il 2006, incredulità anche tra i pochi vicini di casa. Una persona semplice. Sì, una persona semplice, una persona, non credo che dopo nella mente umana è molto difficile capire e da interpretare è anche difficile, ma una bomber penso che sia tutto un altro personaggio. Io li conosco di vista, dunque non posso dire niente di loro personalmente, insomma, ecco. Sì, beh, sicuramente. Dopo non è che ci frequentiamo, ci vediamo così da lontano e magari ci si saluta e basta. Va a lavorare, passa via e non si sa. Dove lavora non sa rapporti con lui. Quindi la notizia, ecco, come prendete questa notizia? Per noi è una roba strana, ma non si sa mai la gente, perché oggi credere a tutti e fidarsi di nessuno. Insieme al 60enne di Gaiarine sono coinvolte nella nuova inchiesta altre 10 persone già presenti in quella originaria. Il più noto, l'ingegnere Elvo Zornitta, difeso dall'avvocato Maurizio Paniz. Sono tutti uomini residenti tra Pordenone e Udine. Sui motivi che hanno portato all'uomo di Gaiarine e alla sua vita quasi appartata c'è il massimo riservo e al momento non si sa se vi sia un nesso con l'altro attentato aggiunto alla lista dei 28 già noti, la bottiglietta di Coca-Cola contenente un ordigno inesploso trovata da un cacciatore il 28 ottobre del 2007 a Zoppola, nel Pordenonese. Mi auguro che intanto venga messa fine, quindi dando un volto a chi ha combinato tutto quello che ha fatto negli anni 90, che poi sia lui, lungi da me dirlo. Ho estrema fiducia nella magistratura che faccia il suo corso e che trovi appunto il responsabile di quei dolosi fatti del fine anni 90. È una ferita aperta che speriamo appunto grazie alla magistratura che si vada a chiudere quanto prima.